Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal campo San Lussorio di Selagius. Quest'oggi è una finestra sul calcio di seconda categoria, scontro al vertice, 13ª giornata di campionato, Città di Selagius contro Ferrini Quartu, un ricco prepartita. Abbiamo i due direttori sportivi, abbiamo il presidente del Città di Selagius. Iniziamo a parlare proprio con il numero uno del sodalizio Selargino e parliamo dei temi di questa partita. Scontro al vertice, abbiamo detto, tra due squadre che hanno avuto finora un cammino identico, 9 vittorie, un pareggio, una sola sconfitta. Cosa dobbiamo aspettarci oggi? Intanto che sia una bella partita all'insegna dello sport come deve essere e chi è più bravo vinca. Questo è quello che vogliamo e che predichiamo, ecco. Direttore sportivo Stefano Siddi, Città di Selagius, un progetto molto ampio, in testa alla seconda categoria, ma c'è tanto anche alle spalle, una società che sta cercando di costruire qualcosa anche a livello sociale. Ne parleremo nel post partita, ne parleremo nelle interviste che andranno nel corso della settimana su Directa Sport. Possiamo però accennare qualcosa. Sì, non solo sul campo ma anche sul sociale, quindi oltre ad avere una prima squadra che milita in seconda categoria abbiamo anche una seconda squadra che è fatta tutti di ragazzi di colore che giocano in terza categoria e noi li stiamo aiutando a integrarsi nel sociale con il pallone che ci unisce un po' tutti. E inoltre poi abbiamo anche una squadra amatoriale che fa il campionato CAM, Libertas CAM, e poi tante altre cose che ci vediamo dopo. Niente, auguro un in bocca al lupo agli amici della Ferrini di Quartu e una buona gara all'amico direttore sportivo Gabriele. E allora parliamo anche della Ferrini Quartu. Ci eravamo incrociati con Directa Sport qualche anno fa in una situazione non semplicissima, la squadra stava lasciando la prima categoria, però la Ferrini Quartu è una società importante, storica, e ha scelto di ripartire. Quest'anno una lotta al vertice appassionante, in seconda categoria. Anche voi siete ripartiti e lo state facendo bene. Sì, anche noi, dati i trascorsi precedenti, abbiamo deciso di rincominciare da capo e devo dire con ottimi risultati. Che cammino è stato fino a questo momento anche per voi? 9 vittorie, un pareggio, una sola sconfitta. Curiosamente tutte e due le squadre in campo quest'oggi hanno perso contro le uniche squadre che sono riuscite un po' a tenere il vostro ritmo, nel vostro caso il Pula, il Sesto. Sì, noi siamo partiti senza ambizioni, quindi le cose che sono venute da sé. Ancora oggi ribadisco che non abbiamo ambizioni, poi tutto quello che ne consegue è tanto di guadagnato e di positivo. A questo proposito mi ricollego con l'amico Velio. Ci giriamo intanto in favore di Telecampo. Sì, mi ricollego con l'amico Velio, con il direttore sportivo, ai quali faccio un in bocca al lupo e che vinca la sportività. Allora, con questo auspicio noi ci lasciamo per qualche minuto, un po' di pubblicità. Le squadre stanno ormai per entrare in campo, tra poco ancora in diretta dal campo San Lussorio per questo big match importantissimo. Ricordiamo, campionato di seconda categoria, il calcio sardo, sempre sugli schermi di Directa Sport. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi.
Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Eccoci tornati in diretta dal campo San Lussorio di Selargius. Come detto, scontro al vertice nel girone A del campionato di seconda categoria. Città di Selargius contro Ferrini Quartu si daranno battaglia nei prossimi 90 minuti per cercare di guadagnare la vetta solitaria nel campionato. Due squadre che finora hanno avuto un ruolino di marcia identico: 28 punti, frutto di 9 vittorie, un pari e una sconfitta in 11 gare disputate. Il Città di Selargius arriva da 6 risultati utili consecutivi, 5 vittorie e poi il pari, il primo stagionale per 1-1 nell'ultimo turno contro il Monteurpinu Arsenal. L'unica sconfitta è arrivata alla quinta giornata, 3-2 in casa del Sestu, terzo con 23 punti. La Ferrini dal canto proprio arriva da 5 successi consecutivi dopo la sconfitta per 5-1 contro la Sigma, peraltro terza con 23 punti. Nello scorso 25 novembre la squadra ha avuto una imperiosa ripresa e ha regolato in serie Burcerese, Sestu, Pirri, Azzurra Monserrato e Flumini Quartu. Dunque, a dispetto di quanto erroneamente detto in sede di presentazione della partita, l'unica sconfitta della Ferrini è arrivata contro la Sigma e non contro il Sestu. Città di Selargius che vanta il miglior attacco, la miglior difesa del torneo, 37 reti realizzate, solo 12 subite. Le squadre sono in campo. Il Città di Selargius veste la consueta divisa casalinga, quella biancorossa, maglia nera invece per gli ospiti della Ferrini. Andiamo a dare lettura delle formazioni per il Città di Selargius. Con il numero 1 Gisoko Abubakar, con il numero 2 Daniele Denotti, con il numero 3 Roberto Mereu, con il numero 4 Nicola Schir, con il numero 5 Christian Melis, con il numero 6 Andrea Pibiri, con il numero 7 Antonio Galisai, con il numero 8 Giovanni Sarrizzu, con il numero 9 Daniele Zucca, con il numero 10 Cristian Dessì, con il numero 11 Stefano Corda. Mentre è arrivato il fischio d'inizio della partita, subito il Città di Selargius che cerca l'offensiva sul settore di sinistra. Non trovano udienza le proteste del giocatore in maglia numero 8 Giovanni Sarrizzu, che probabilmente in questo caso aveva subito un contatto irregolare. Dicevamo dell'11 titolare della Città di Selargius a disposizione per il tecnico Antonio Monni, che sostituisce lo squalificato mister Melis. Ci sono Baldè, Scanu, Suddas, Dei Dascano, Manne, Murgia, Yusif e Porcu. Dall'altra parte la Ferrini risponde con il numero 1 Enrico Pinna, con il numero 2 Boubacar Vitaie, con il numero 3 Federico Cicchinelli, con il numero 4 Riccardo Ibba, con il numero 5 Marco Cocco, con il numero 6 Stefano Spanu, con il numero 7 Marco Porru, con il numero 8 Bernard Mendy, con il numero 9 Alessandro Portas, con il numero 10 Roberto Angioni, con il numero 11 Alessandro Cocco. A disposizione ci sono Mulana, Farris, Loi, Siddi, Rocca, Zedda, Diop e Cannarella. Ora la Ferrini si appresta a battere un calcio di punizione da zona arretrata con Spanu, l'intervento di testa, il pallone ribattuto. Il Città di Selargius però non riesce a giocare in avanti con Daniele Zucca. Ancora un batti e ribatti, il pallone alzato, la pressione da parte del capitano della Ferrini, il lancio lungo in avanti, lamenta una trattenuta. Qui ancora Daniele Zucca, il direttore di gara lascia correre. Direttore di gara, ricordiamo, Gianmarco Sulanas della sezione di Cagliari. Ancora il colpo di testa da allontanare, poi si coordina per la battuta, addirittura la traversa poi sul tentativo di correzione sotto porta. Prima emozione della partita, il Città di Selargius a un passo dal vantaggio, si è coordinato molto bene per la conclusione Nicola Schirru, e poi sotto porta un altro tentativo col pallone che è inconciato sulla traversa. Da sottolineare anche
un ottimo intervento da parte dell'estremo difensore della Ferrini Enrico Pinna, che con i piedi è riuscito a neutralizzare il primo tentativo del giocatore del Città dei Salargius. Dunque padroni di casa subito a interpretare con aggressività il match quando sono trascorsi soltanto pochi minuti di gioco. Dunque è già arrivata la prima occasione importante del match. Calcio di punizione per la Ferrini, sempre da zona arretrata e sempre con Spanu a cercare il lancio lungo. Sarrizzu mette giù con grande eleganza con il petto. Zucca controlla il pallone, arriva il movimento a tagliare di Sarrizzu, vede una soluzione dall'altra parte. Zucca cerca un lancio nelle intenzioni non disprezzabile. La giocata del numero 9, un po' difficile la concretizzazione, il pallone troppo lungo che si perde oltre la linea di fondo e verrà rimesso in gioco dal portiere della Ferrini. Si tratta di Enrico Pinna, già provvidenziale come più volte sottolineato in questo avvio di gara. Abbiamo detto Città di Salargius che ha miglior attacco e miglior difesa del torneo, 37 gol fatti, 12 subiti. Dall'altra parte la Ferrini che invece è il terzo miglior attacco, una squadra che segna tanto, anche quella quartese, 33 gol fatti. Intanto un altro pallone che spiove all'interno dei 16 metri, sono 16 invece le reti subite da parte della formazione allenata da Roberto Magia, che ancora non avevamo citato nel corso di questa telecronaca. Qui intervento in anticipo e poi Sarrizzu sulla sinistra cerca ancora l'azione personale, non punta il suo avversario nell'1 contro 1, cerca un cross di facilissima lettura per il portiere della Ferrini, che non ha difficoltà nel bloccare questa azione. Ferrini che ancora non è riuscita a farsi vedere dalle parti del portiere del Città di Salargius, non ha ancora prodotto delle manovre interessanti là davanti, dove il numero 9 Alessandro Portas e il numero 10 Roberto Angioni sono ancora stati abbastanza inoperosi. Ora si lotta a ridosso della linea centrale del campo, il pallone allargato bene sulla destra dove c'è Porru, può godere di qualche metro di spazio, prova a mettere in mezzo un pallone sul quale fa buona guardia a Boubacar, il portiere del Città di Salargius. Abbiamo detto sodalizio quello salargino che sta lavorando tanto sia in campo, dove i propositi sono ambiziosi. Salargius è città con ottima tradizione calcistica e questo sodalizio, questa società vuole ridare alla città le categorie che merita. Ricordiamo insomma, lungo protagonista anche nei campionati nazionali. Ovviamente parliamo di un'altra società, Città di Salargius punta in alto, ci sarà modo di parlarne con il direttore sportivo Stefano Siddi. Intanto buono il lavoro da parte di Zucca, ottime doti nel palleggio, per lui è costretta la Ferrini a rifugiarsi in calcio d'angolo. Dicevamo, anzi ci sarà rimessa dal fondo, c'è stata l'ultima deviazione proprio da parte del giocatore in maglia biancorossa. Dicevamo dei progetti che riguardano anche il reinserimento sociale, tante iniziative interessanti anche che riguardano la cura di questo impianto sportivo. I ragazzi che disputano il campionato poi di terza categoria, ce l'ha già detto questo Stefano Siddi, dei ragazzi arrivati in Sardegna dall'Africa che cercano di inserirsi nel tessuto sociale della Città di Salargius attraverso lo sport, e questo è senz'altro un grande motivo di interesse, un motivo di vanto per questa società brillante che cerca come primo passo da un punto di vista prettamente sportivo quello di guadagnare il campionato di prima categoria. Sarà una lotta però non semplice, perché la Ferrini promette assolutamente battaglia. Ferrini che qui va a recuperare un pallone a ridosso del cerchio centrale del campo, Portas non riesce a controllare anche in virtù del buon lavoro difensivo da parte del giocatore in maglia numero 6, si tratta di Andrea Pibiri. Poi un intervento da parte dell'arbitro, il giocatore della Ferrini a terra, si tratta di Mendy, abbastanza innervosito perché il giocatore del Città di Salargius in maniera volontaria è andato a calciare il pallone addosso. Ora il direttore di gara
deve placare le proteste da parte di Christian Dessy, senz'altro giocatore fuori categoria fino allo scorso anno, protagonista tra eccellenza e promozione, sempre in formazioni quotate. Lo scorso anno in particolare ricordiamo di averlo visto sugli schermi di Directa Sport quando mi indossava i colori del Quartu 2000 nel campionato di promozione regionale, campionato che non ha sorriso al sodalizio quartese, retrocesso. Christian Dessy che invece ha voluto sposare il progetto del Città di Selargius, qui custodisce le chiavi del gioco, maglia numero 10 sulle spalle, i piedi sono raffinatissimi. Siamo a ridosso del 12° minuto di gioco, intanto qui al campo San Lussorio 0-0 il risultato, ricordiamo una grande chance in avvio per il Città di Selargius, un buonissimo intervento da parte di Pin e poi sulla ribattuta addirittura la traversa a negare la gioia del gol alla formazione biancorossa che ora deve cercare di controbattere a questa offensiva da parte del Ferrini che si affida al giocatore in maglia numero 11, Cocco. Cerca il lancio lungo sul settore di sinistra dove arriva all'esterno in maglia numero 3, il pallone verso il centro, Portas era ancora nella zona delle operazioni, è arrivata però la segnalazione di fuorigioco da parte del direttore di gara e dunque si riprenderà con un calcio di punizione in favore di Abubakar. Da ripetere, o meglio da sistemare, il posizionamento del pallone, una punizione battuta e si gioca con l'ennesimo lancio lungo, batti e ribatti di testa, poi ci arriva il numero 3 Cicchinelli, esterno di sinistra della Ferrini, qui viene visto il movimento sull'esterno di destra da parte del numero 7 Marco Porru, tra i più vivaci senz'altro della sua squadra. Il lancio però è da dimenticare, il Città di Selargius che si affida alla battuta lunga, ancora Sarrizzu, dire il vero un po' maltrattato dai suoi marcatori, finisce per terra, reclama in maniera giudizio giustificato un calcio di punizione che però non arriva. Poco male per il Città di Selargius che può usufruire comunque di un corner dalla sinistra, ovviamente Christian Dessy, ma anche lo stesso Sarrizzu sul pallone. Arrivano i migliori saltatori della squadra di Mister Melis all'interno dei 16 metri. Dessy, il pallone tagliato, Pinna riesce a prolungare la traiettoria della sfera che esce oltre la linea di fondo campo. Ci sarà un altro corner per il Città di Selargius che torna a premere in maniera decisa quando stiamo arrivando al quarto d'ora del primo tempo, questo big match della 13ª giornata del campionato di seconda categoria. Sempre Dessy, anche dalla bandierina opposta va a calciare, anzi si incarica della battuta un compagno di squadra, il pallone che viene poi allontanato da Cicchinelli senza tanti complimenti, vuole un po' alleviare la pressione portata dalla squadra di casa che resta sostanzialmente lì, sempre in proiezione offensiva, sempre con Dessy che cercherà di sfruttare la sua lunga gittata con le mani, colpo di testa da allontanare in due giocatori della Ferrini. Hanno cercato di avventarsi sul pallone, si trattava del numero 5 Cocco, del numero 8 Mendy. Stavolta c'è il corner e stavolta è Dessy a calciare, chiede il pallone Zucca perché è stato totalmente dimenticato dai giocatori della Ferrini. Vediamo se arriva il pallone a destinazione. Si gioca invece uno schema, la battuta di prima intenzione col mancino da parte di Stefano Corda, il pallone che termina ben distante dalla porta difesa da Enrico Pinna. Città di Selargius che ha cercato più e più volte di impensierire lo stesso Pinna, ma che al tempo stesso deve stare attento in zona difensiva perché Ferrini può contare sul miglior marcatore del campionato. Si tratta di Angioni, 18 centri messi a segno, dunque i centrali di difesa biancorossi saranno
senz'altro chiamati agli straordinari. Qui c'è un contrasto e poi si accendono leggermente gli animi, ancora De Sì con il capitano quartese Riccardo Ibba, un colloquio poco amichevole tra i due, situazione comunque sotto controllo per l'arbitro. Ci auguriamo ovviamente che questo scontro al vertice regali uno spettacolo tecnico all'altezza, che non sia rovinato da qualche animosità di troppo. Situazione risolta allora e si può ripartire finalmente con questo calcio di punizione per il Città di Selargius, il cervello, la squadra di mister Melis. De Sì alla battuta, cercare Sarrizzu, in qualche modo era riuscito ad addomesticare questo pallone, poi non lo ritrova Sarrizzu, riparte Mendy per la Ferrini. Qui si cerca il dialogo e lo si trova ancora Mendy, che però non si avvede dell'arrivo da dietro da parte di Sarrizzu, e subisce poi la carica irregolare da parte di Ibba. Ancora proteste per Sarrizzu, un po' nervoso come detto per qualche fischio che non è arrivato a inizio partita. Ora si spiega con il direttore di gara, ennesimo calcio di punizione, Città di Selargius che per il 90% del tempo ha occupato la metà campo offensiva in questa partita. Lancio lungo per Zucca, lamenta un colpo alla nuca, calcio di punizione forse? Anzi, il gioco è stato semplicemente interrotto, giustamente, anche da parte dell'arbitro, per permettere i soccorsi al bomber del Città di Selargius, colpito sulla nuca, e dunque immediati soccorsi. Non ci sarà alcun calcio di punizione, in ogni caso il contrasto è arrivato all'interno dei 16 metri. Daniele Zucca, che è il miglior marcatore stagionale del Città di Selargius, 10 le reti messe a segno, e anche in questo avvio di partita è sembrato nel vivo del gioco della sua squadra. Abbandona il rettangolo di gioco, è già pronto però a rientrare. Porta i segni di qualche contrasto Zucca, anzi correggo ulteriormente quanto avevo detto in precedenza, c'è e come il calcio di punizione per il Città di Selargius. De Sì è pronto a calciare con il destro, immaginiamo che cercherà la soluzione a giro sopra la traversa, barriera nutrita per la Ferrini, ci sono ben 5 uomini più un altro elemento di disturbo. Va De Sì, il pallone sul lato del portiere e deve fare gli straordinari, ancora una volta Pinna per negare la gioia del vantaggio al Città di Selargius. Seconda chance nitida per l'1-0. Inizia sprombattuto davvero per i biancorossi, altro corner, stavolta un po' troppo basso a vita facile la difesa della Ferrini nel allontanare Ferrini, che si difende pur con affanno in qualche circostanza, ma che non riesce a dar sfogo a nessuna situazione di contropiede. Qui non riesce il giocatore del Città di Selargius a mantenere in gioco il pallone, che verrà rimesso dal fondo da Enrico Pinna. Ci stiamo avvicinando ora al 20°. 0-0, segnaliamo un'altra chance Christian De Sì su calcio di punizione. Non è andato a giro sopra la barriera, ma è andato sul lato del portiere, sperando che quest'ultimo si accentrasse. Invece è stato attento Pinna, decisivo per la seconda volta in questa partita. Qui c'è la punizione per la Ferrini sul lato corto sinistro dell'area di rigore. È stato bravo con il suo spunto Roberto Angioni, che alla prima palla giocabile ha cercato di lasciare subito il segno, ha guadagnato un vantaggio sul suo marcatore, è stato trattenuto. Punizione allora sul lato corto dell'area, come detto, per la Ferrini, che quantomeno su calcio piazzato ora proverà a dar fastidio al Città di Selargius, finora assolutamente padrone del campo. Alza il braccio il capitano Ibba a chiamare lo schema da eseguire su questo calcio di punizione. Gli ultimi controlli da parte del direttore di gara, e arriva ora il fischio. La battuta dritta in porta
Non c'è stata deviazione, anzi sì, da parte di Abubakar. E c'è il corner per la Ferrini che risponde così a quell'avvio importante del Città di Sel-Argius. Un giocatore è rimasto a terra, un colpo al volto ancora purtroppo. Si crea un capannello di giocatori, cioè, impossibile purtroppo andare a verificare di chi si tratti, cercheremo di dirvelo il prima possibile. Ricordiamo anche le altre partite che compongono questa 13ª giornata, l'ultima di andata peraltro del campionato di seconda categoria. Ci sono i match tra Pirri e Sigma, tra Zorra Monserrato e Pula, tra Audax e Monte Urpinu Arsenal, tra Flumini Quartu e San Paolo, tra Sesto e Burcerese, e ricordiamo riposa la Jupiter. Intanto fortunatamente tutto risolto per il giocatore della Ferrini, si trattava del numero 5 Marco Cocco, il vice capitano della squadra guidata da Roberto Magia. E allora seguiamo questo calcio d'angolo da destra per la Ferrini, pallone che spiove, non è raggiungibile per i giocatori quartesi, poi rimesso in mezzo, tentativo di battuta al volo, Mendy, il pallone che resta lì, ci riprova poi la Ferrini con Portas sempre in agguato. Si è scossa la squadra ospite negli ultimi minuti, una chance importante, poi ora si insiste con Cocco che porta palla, avanza pressato da Dessì, costretto leggermente ad allargarsi, poi perde il pallone, vediamo se scatta il contropiede del Città di Sel-Argius, protegge bene il pallone, qui Zucca cerca lo scarico verso un compagno, poi prova il dribbling, arriva a contatto con Cicchinelli che non ha commesso fallo, ha però ovviamente deviato il pallone, rimesso con le mani come sempre da Dessì, si cerca la fuga da davanti di Stefano Corda, protegge il pallone nel corpo a corpo, cerca la soluzione verso un compagno di squadra, ancora Corda, il tiro a giro leggermente alto, ma grande spunto qui per Stefano Corda, altra chance, la terza pulita per il Città di Sel-Argius, un tiro che si è abbassato, non abbastanza per beffare Pinna che sembrava sulla traiettoria, ma era comunque velenosa la conclusione di Corda. Pinna respira, altro brivido per lui, è pronto per la rimessa dal fondo. 24esimo in corso, 0-0, ma partita che non sta tradendo assolutamente le aspettative, vivace, tante occasioni, pure la Ferrini è riuscita a impensierire Abubakar, Ibba che sbaglia tutto, allora può agire in velocità il Città di Sel-Argius, pallone in verticale, lamenta un intervento in gioco pericoloso qui Corda, poi il pallone messo giù invece da Roberto Mereu, Sarrizzu instancabile sulla sinistra per il Città di Sel-Argius, punta Ibba, vince il rimpallo, riesce a passare, ora affrontato anche da un altro avversario, il pallone messo in mezzo bene, poi allontanato di testa, Mendy controlla con calma, non c'è pressione, può far ripartire la manovra, chiede Ibba una maggior rapidità al compagno di squadra per provare la transizione. Qui i giocatori Città di Sel-Argius hanno lamentato un tocco con la mano su un uomo a terra per la Ferrini, ora si rialza però, e allora Ibba, lancio a cercare Portas, attenzione al numero 9, l'ingresso in area, il pallone messo in corner da Andrea Pibili. Squadre che si affrontano a viso aperto, Città di Sel-Argius che attacca con tanti uomini e che talvolta offre, come è normale che sia, qualche spazio alla Ferrini, senz'altro meglio Quartesi in questa fase centrale del primo tempo, l'avvio è stato tutto di sofferenza.
Qualche istante di attesa prima della battuta del corner. Ibba. Le indicazioni di Aboubakar e anche quelle di Christian Dessì a protezione della porta biancorossa. Pallone che arriva ora, sarà allontanata a provare a rimetterla in mezzo. Il giocatore della Ferrini, nessun problema per Aboubakar. Il rinvio lungo, il pallone che spiove, il colpo di testa quindi di Cicchinelli. Ancora la Ferrini, giocare stavolta palla a terra, buona l'idea di Ibba, allarga e gioca a sinistra, posizione irregolare di Portas, proteste vivaci. Mentre Pibiri ha già battuto il calcio di punizione, attenzione perché Dessì può ragionare, c'è sempre Sarrizzu che può godere di buono spazio, affrontato ora da Bitaillé, pallone deviato, sarà rimessa in gioco con le mani per Sarrizzu, si fa vedere Corda, lascia l'incombenza della battuta Sarrizzu a Dessì, si affiderà come ormai di consueto a una sorta di cross con le mani, immaginiamo. Lunga rincorsa per Dessì. Ed eccolo qui il cross con le mani di Dessì, il pallone colpito di testa. Tutto facile per Pinna. Stiamo arrivando alla mezz'ora di gioco. Ripetiamo, reti bianche, ma non ci siamo assolutamente annoiati. Portas cercava di far passare questo pallone verso Angioni. Aveva spazio centralmente la Ferrini. Attenzione perché c'è un giocatore dolorante a terra. Gioco fermo. Si tratta del numero 3, Roberto Mereu, laterale di sinistra del Città di Selargius. Ibba sportivamente restituisce il pallone ad Aboubakar. Ricordiamo che siamo in diretta anche su un altro fronte in questa domenica intensissima su Directa Sport. Campionato di eccellenza regionale. Big match anche in quel caso. Nuorese contro Sorso. Partita che ci racconta il nostro Francesco Tuffu. Qui Sarrizzu spinto. Punizione molto molto interessante per il Città di Selargius. Dicevamo giornata di Directa Sport che è iniziata già alle 10:30, campionato di Serie C femminile. Torres contro Lucchese, poi il basket alle 12:30, 2 maschile, Herz Cagliari che ha avuto ragione della Cimorosi Roseto, successo fondamentale per gli uomini di Jacobs in chiave salvezza. Poi tanto altro, chiuderà il quadro alle 17 il match della Serie A2 femminile di volley tra Ermea e Polisportiva 2 Principati Baronissi. Dessì col calcio di punizione va direttamente in porta probabilmente, ma sbaglia nel calibrare il suo destro. Christian Dessì, pallone che si perde nel nulla, respira Pin. Sottolineiamo anche la cornice di pubblico, senz'altro notevole, un campionato di seconda categoria. Città di Selargius che ha voluto con il suo impegno mettere la visione di questa partita anche a una platea più ampia. Importante sempre il lavoro di comunicazione, mostrare anche il calcio in categorie cosiddette minori per promuoverlo, per raccontare anche delle storie extracampo assolutamente meritevoli come nel caso del Città di Selargius. Per tutto questo vi rimandiamo ai contenuti post partita. Proprio qui a ridosso del campo è presente una clubhouse assolutamente all'avanguardia, è attrezzata anche per categorie superiori, sala stampa allestita di tutto punto, lì verranno realizzate le interviste
dai protagonisti nel post gara, e ci sarà modo di approfondire vari temi che riguardano il Città di Selargius, come detto il reinserimento sociale, lavoro anche con ragazzi che arrivano dall'Africa e che vogliono trovare una collocazione nella società prima ancora che nel mondo del lavoro. Senz'altro tutte opere degne di encomio. Abbiamo sentito il presidente Schirru, il DSC, e lo risentiremo insomma le loro parole nel post partita assieme a quelle dei ragazzi protagonisti di questa partita. Sempre DSC, intanto altro calcio di punizione per il Città di Selargius, stavolta la battuta è molto migliore, il pallone che resta lì, un flip, è rimpazzito, viene chiesto il calcio di rigore dei padroni di casa per un tocco con la mano. Ancora un grosso rischio per la Ferrini. 32esimo. Ed è almeno la quarta chance. Un pallone velenoso, una soluzione diversa scelta da Dessi. Il pallone ribalzato varie volte sul terreno. Pinna è stato un po' sorpreso. Intanto tutto facile per Abubakar. Poi tornando all'episodio precedente, batti e ribatti continuo per alcuni interminabili secondi. È mancata, possiamo dirlo, soltanto la precisione in Città di Selargius in questo primo tempo. Qui Dessi va a guadagnarsi, calcio di punizione, arriva la segnalazione con qualche secondo di ritardo da parte dell'arbitro, che però non poteva esimersi, il fallo era netto in questa circostanza. Toccato sulla caviglia Dessi, ma nessun problema, immaginiamo particolare per lui, si è già c'è sempre Sarrizzu che allarga il gioco verso sinistra, ed eccolo qui servito infatti sul lato corto, il cross di esterno e arriva il gol. Il Città di Selargius è in vantaggio, la magia di Sarrizzu al 33esimo. I padroni di casa sono avanti. Il tiro di esterno destro, la traiettoria che ha beffato Pin, non esente da responsabilità sinceramente in questo caso. È vero che la traiettoria era velenosa, ma poteva forse fare qualcosa di più il portiere della Ferrini. Pallone che ha baciato il palo interno e poi è entrato in rete quasi con sorpresa da parte dei compagni avversari. Cambia il risultato al campo San Lussorio, il Città di Selargius è avanti sulla Ferrini 1-0. Sarrizzu che corona così un primo tempo molto ben giocato. Attenzione alla reazione orgogliosa della Ferrini, che cerca subito di mettere un pallone verso il centro. Insistono i quartesi, Cicchinelli, qui il duello fisico vinto con anche facilità da parte di Dessi, poi la trattenuta vistosa, i danni di corda. Vediamo se arriva il primo cartellino giallo della partita, e così Cicchinelli non protesta, anzi va a stringere la mano all'arbitro. Sarrizzu classe 87. E lui portare in vantaggio il Città di Selargius, vantaggio giusto, meritato, alla luce delle tante occasioni create da Dessi e compagni. Sempre il numero 10 è pronto alla battuta della punizione, poi sembra voler lasciare l'incarico a Pibiri. C'è del pallone corda, va Dessi invece la battuta col destro, sceglie un'altra soluzione in questo caso. Pallone che si perde nel nulla, sfera che doveva essere, se non abbiamo visto male, le intenzioni verso Denotti, Daniele Denotti, con il numero 2, difensore di destra del Città di Selargius. Cicchinelli con le mani, 36esimo.
Ancora il numero 3, suo tentativo di passaggio smorzato, De Sì subito a verticalizzare per Zucca, vince il duello però in questo caso Marco Cocco. Va De Sì. Mendy di testa ad allontanare, c'è Zucca che cerca di coordinarsi per l'acrobazia, poi ci prova Nicola Schirru che con una battuta non troppo diversa da questa in avvio aveva già impensierito non poco Enrico Pinna. Siamo ormai nelle battute conclusive della prima frazione. Il risultato è cambiato, lo ricordiamo, qualche minuto fa Sarrizzo ha portato in vantaggio la Città di Selagius, c'è Mendy a terra, Sarrizzo non se ne avvede, preferisce proseguire nella giocata, ora Vitagliè metterà fuori per permettere i soccorsi al compagno di squadra che ha cercato il contrasto aereo, gran struttura fisica senz'altro per il centrocampista della Ferrini che ora chiede scusa all'arbitro per qualche parola di troppo. E Zucca va da Pinna restituendo così il pallone. Si sgancia subito in pressione, molto aggressivo Corda che si lamenta coi compagni per non aver avuto l'adeguata collaborazione in fase di pressione. Ferrini che può sviluppare in questo modo la sua manovra. Cocco, il tocco corto, Ibba, Mendy vince il duello di forza, Mendy arriva Vitagliè per vie centrali, palla dentro, attenzione perché può calciare Portas, cicca il pallone, il numero 9 aveva lo specchio della porta quasi aperto. Ferrini che nelle rare sortite offensive ha dimostrato di poter far male. Seguiamo l'azione intanto ancora di Sarrizzo, qui non vede una linea di passaggio, allora all'indietro da Mereu, non capisce il movimento del compagno, si trattava del numero 4 Nicola Schirru, capitano del Città di Selagius, comunque un cenno d'intesa tra i due. Nel frattempo siamo arrivati al 40°. De Sì a duello con Mendy. Sarrizzo attaccato da due avversari. Arrivare il pallone dalle parti di Zucca. Ha riconquistato la sfera da Ferrini. Ibba profondo a cercare uno tra Portas e Angioni. Galisai porta palla e poi cede a De Notti, pallone telefonato per Cicchinelli, controlla Angioni, attaccato in maniera veemente e fallosa da Galisai. Punizione Ferrini che proverà a chiudere in avanti, immaginiamo questa prima frazione. Senz'altro approccio un po' timido per l'11 guidato da Mister Magia. Ha avuto però una buona fase centrale del primo tempo, ma proprio in quel momento ha subito il gol dello svantaggio. Una magia di Sarrizzo. E Selagius che, la Città di Selagius che ci riprova ora con Corda, attende l'arrivo proprio di Sarrizzo, esita forse un po' troppo il giocatore in maglia numero 11, porta ancora palla, ora c'è il suggerimento verso Sarrizzo, calibra il cross smorzato, Pin arriva sul pallone. Il rinvio lungo da parte dell'estremo difensore della Ferrini, contrasto con Mereu che termina a terra, dolorante, una botta sulla schiena.
Ne approfittano i giocatori della Ferrini per ricevere indicazioni. Vediamo in lontananza Angioni, in particolare a colloquio con il suo tecnico, tutto tranquillo. Invece sulla panchina del Città di Selargius del resto non si poteva forse giocare meglio. Finora il big match, l'unico rammarico probabilmente è quello di non aver segnato di più in considerazione della gran mole di gioco prodotta. Qui Garisei viene catechizzato da Christian Dessì, che ha, come detto, le chiavi della squadra. Nel senso ce la restituiscono loro. Tutto a posto per Mereu, che si disseta. Vitaie, e poi il pallone offerto da Cocco ad Abubakar. 42esimo, vedremo se ci sarà qualcosa da recuperare in questo primo tempo. Lungo Abubakar a cercare Corda, a vuoto entrambi qui, controlla però Zucca, molto abile con il palleggio. Sarrizzu, attenzione perché il pallone passa ma solo per un momento, poi Bitaie lo mette in corner. Al di là del gol realizzato, Sarrizzu è conquistato senza dubbio assieme a Dessì il miglior giocatore del Città di Selargius. Arriva il pallone molto tagliato, ancora una volta battuta velenosa di Christian Dessì, pallone alto. Lungo Pili, pallone un po' basso, di testa Schirru, poi lotta sul pallone Zucca. Cocco, Ibba intercetta ancora Schirru, detta in avanti per Zucca, Corda e poi a Ferrini che ci riprova. Portas cercava di imbeccare in qualche modo la corsa di Ibba, poi Cicchinelli che vince il duello con Zucca, rimane a terra, chiede un calcio di punizione, ignorato Zucca, insiste nelle sue proteste, comunque piuttosto blande in questo caso. Qui rischia qualcosina a Ferrini, Bitaie, poi trova Mendy. Buono il lancio lungo per Portas che mette giù. Portas costretto ad allargarsi. Ibba a protezione del pallone. Riesce ad avere la meglio Pibili. Tentativo di anticipo che non va a buon fine. Stava per involarsi verso la porta avversaria. Zucca da ripetere il calcio di punizione. Qua Ferrini che si affida a Cocco. Pallone allontanato. Finora la linea difensiva del Città di Selargius è stata pressoché perfetta. Vitaie, Ibba, movimento sulla destra per Borru. Ora Schirru, lancio buono per Corda, forse leggermente troppo lungo questo pallone. Corda fa di tutto per mantenerlo in campo, ma alla lunga deve arrendersi. Di testa poi Ibba che vede lo scatto di Angioni. Portas
Pibiri in anticipo con Mestiere, qui va a prendersi questo fallo. Città di Selargius che cerca di rallentare un po' il ritmo. Questo finale di prima frazione, almeno questa è la sensazione. Sì, spinto Zucca, forse qui poteva starci un fischio, si continua a giocare. Qui è evidente invece il fallo, pestone sulla caviglia, il secondo ammonito della partita, De Notti per il Città di Selargius. Intervento irregolare su Angioni, rimane ancora Dolorante a terra. Non ci sono comunque manovre di sorta sulla panchina della formazione quartese, c'è grande fiducia sul ritorno in campo del capocannoniere del girone A del campionato di seconda categoria, Roberto Angioni, 18 gol a segno. Portas ne ha realizzati invece 8. Corda per il Città di Selargius 5, abbiamo già parlato di Zucca che invece è già da tempo in doppia cifra con 10 gol, 28 punti, 9 vittorie, un pari, una sconfitta in 11 partite per entrambe. Ferrini che cerca di allungare la striscia di 5 vittorie consecutive. Sono 6 invece i risultati utili in serie per il Città di Selargius. Qui c'è il fallo, Christian Dessì che allarga la lettone su Bitaillé. Il signor Sulanas ha comandato il calcio di punizione. Ibba studia la situazione all'interno dei 16 metri, il pallone è troppo basso, allontana Dessì. Solo l'ultimo uomo qui della Ferrini, sempre il numero 6, Spanu. Pallone messo fuori da Ibba, altro giocatore a terra. E altra pausa nella partita. Certamente non la prima in questo finale di prima frazione. Palinsesto di Directa Sport che vi abbiamo già elencato, mancava una gara da citare, campionato di Serie A femminile di futsal, FFC Cagliari contro Salinis, formazione di Margherita di Savoia, città pugliese, partita che vi offriremo in differita con le immagini del nostro Enrico Costa. E poi ancora campionato di promozione, Testacoda San Marco a Semini 80 contro Carloforte. La San Marco di Mister Spini che metà campionato vede già l'eccellenza, ma che deve stare attenta perché là dietro il La Palma, Monte Urpino e il Carbonia non si vogliono arrendere. Carbonia che però ha perso lo scontro diretto nell'ultima giornata proprio contro i Leoni Asseminesi. Con qualche problema per Bitaillé, si tocca il ginocchio destro. Sarrizzu cerca l'anticipo, Bitaillé, gran movimento qui, Sarrizzu si prende il fallo, probabilmente arriva il giallo qui per Mendy. Condivisibile quest'altra scelta arbitrale, peraltro accettata dal gigante in maglia numero 8. Qualità tecniche individuali da altre categorie. Sarrizzu, una specie di Veronica per il primo dribbling, poi spostato ancora il pallone in maniera troppo rapida per Mendy, si rialza, di botte ne ha prese tante in questa prima frazione. Sarrizzu, finora match winner della
Partita clou di questo 13° turno nel campionato di seconda categoria, campo San Lussorio. Messi trova Corda, punta il fondo, Corda rallenta, c'è Porru in pressione, arriva anche Eiba ora in soccorso. Corda per un istante aveva trovato comunque il modo di passare. Portas, quindi Cocco gira su se stesso, Iba allarga intelligentemente dalle parti di Cicchinelli, Galisai a presidiare quella zona del campo, prova lo spunto in velocità qui, Angioni prova a mettere anche il pallone al centro. Termina qui un bel primo tempo, il Città di Selagius è meritatamente avanti per una rete a 0, il gol realizzato da Sarrizzu alla mezz'ora, un gioiello di esterno destro a beffare Pinna con queste immagini. Allora noi ci fermiamo per qualche minuto, dopo la pausa saremo ancora in diretta per raccontarvi Città di Selagius contro Ferrini Quartus, contro al vertice del campionato di seconda categoria. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Tutto pronto per l'inizio dei secondi 45 minuti di questo big match del campionato di seconda categoria. Avanti i padroni di casa per una rete a 0, decide fino a questo momento Sarrizzu
con una bellissima conclusione di esterno che ha beffato Pinna. La Ferrini però vorrà senz'altro giocarsi le proprie carte fino alla fine. Città di Selarus che avrebbe potuto anche rendere più ampio il proprio vantaggio mentre si parte, che non è riuscita a concretizzare le tante occasioni avute, a eccezione ovviamente di quella sfruttata invece a dovere da Sarrizzu. Anche una traversa, almeno due ottimi interventi per il portiere della Ferrini, Quartu, che probabilmente proprio in occasione del gol di Sarrizzu però avrebbe potuto fare qualcosina di meglio. Intanto non riesce la combinazione tra Portas e Angioni, comunque un cenno di intesa tra i due. Il bomber principe di questo campionato di seconda categoria finora è stato abbastanza silente, ben controllato dai giocatori, meglio dei centrali di difesa. Mister Melis proprio a ridosso della nostra postazione, delle indicazioni. Lo vediamo squalificato per questa partita. In panchina c'è mister Monni. Non ci sono state sostituzioni durante l'intervallo, stessi 22 protagonisti. Intanto buono il lavoro di Corda, entra in area, finisce giù, qualche timida protesta, si rialza Corda, non c'è fallo, il pallone è proposto. Dall'altra parte arrivava Sarrizzu, si era allontanata, prova ad agire in contropiede la Ferrini. Buon lavoro di Dessì, pallone giocato poi per Sarrizzu, messo fuori. Dessì ancora con qualche problema al piede destro in seguito al contrasto. Va bene, bravo. Ricordiamo i giocatori a disposizione in panchina per il Città di Selargius. C'è il secondo portiere Baldè, poi ci sono Scanu, Zuddas, Deida, Scano, Mannè, Murgia, Youssif e Porcu. Per la Ferrini invece in panchina Mulana, Farris, Loi, Siddi, Rocca, Zedda, Diop e Cannarella. Ancora il Città di Selargius non pago del vantaggio, insiste qui, lo fa con Galisai, lato corto dell'area, perde il pallone in seguito al contrasto, prova a tornare sulla sfera ma commette fallo andando a spingere il suo avversario. Punizione Ferrini. Dessì protegge il pallone, poi svirgola con il destro. Con le mani la Ferrini. Portas, Mendy, pressato da Zucca, il numero di Mendy che allarga poi il gioco, fa buona guardia a De Notti, uno dei pochi giocatori finora della partita a terminare sul taccuino dei cattivi. Sarrizzu, anche qui il suo 1 contro 1 è difficile da leggere per i giocatori della Ferrini, molto abile a saltare l'uomo, disteso, altro calcio di punizione. Terzo minuto della ripresa, sempre 1-0. Pibi richiede a Mereo di guadagnare qualche metro. Ascolta Pibi! Mendy allontana questo pallone una volta tanto non calciato benissimo da Christian Dessì. Vedremo come la Ferrini cercherà di interpretare questo secondo tempo. Finora il tema della partita sembra simile a quello dei primi 45 minuti, con i padroni di casa ad attaccare e a cercare magari il raddoppio. Gli ospiti che invece non riescono a creare gioco in maniera continuativa. Attenzione, qui al pallone salvato quasi sulla linea di porta. Ancora Città di Selargius vicino al gol. Qui cerca il numero Corda, Galisai. Alza un campanile cercando Zucca. Buono il movimento di Zucca che cerca anche una conclusione, una posizione abbastanza defilata. È partita l'azione della Ferrini dall'altra parte.
Attenzione a Portas, impossibile però per lui arrivare sul pallone. Dani! Si discute qui con la panchina. Dai! La città di Selario si chiede maggior calma. Non sarà Abubakar, sì, Pibili Dai! Oh, silenzio! Oh! a rilanciare lungo. Sarrizzo a vuoto di testa, Schirru tocca, poi Zucca. Pallone messo fuori dalla Ferrini. Pibili, prendiamo a campo! De sì, lungo con le mani a cercare ancora Zucca, attenzione perché riesce a passare, non può però mantenere il pallone in campo il numero 9. Pallone che sarà a disposizione di Pinna. Porcu! Tonio! Tonio! Lunchino, fallo riscaldare! Cicchinelli, ancora Corda a reclamare maggior collaborazione. L'intervento in ritardo di Mereu che rischia il cartellino. E arriva il nuovo cartellino combinato dal signor Sulanas nella sezione di Cagliari. Arrabbiato Mereu, Fermi! punito per questo intervento in ritardo. Mendy a cercare Bitaille dalla parte opposta del campo. Ibba, Cocco, manovra la Ferrini, non fa male, De sì ha già recuperato, sposta il pallone, trattenuto e arriva puntuale il calcio di punizione per il città di Selargius, che non può permettersi però probabilmente di rallentare troppo il ritmo. Partita che è aperta, c'è solo un gol di differenza tra le due squadre. Qui Sarrizzo ancora indiavolato sul settore di sinistra, guadagna un calcio d'angolo. C'è Sarrizzo, c'è De sì che arriva ora. Sarà proprio lui a incaricarsi della battuta. C'è un giocatore della Ferrini che è andato a effettuare il riscaldamento, dunque mosse in vista per mister Magia. È pronto De sì, il movimento sul primo palo di Schirru, si va invece dall'altra parte Zucca e poi Pinna che riesce a bloccare in due tempi. Rilancia subito cercando di prendere in controtempo il città di Selargius, di testa Christian Melis. Quindi Sarrizzu, De sì, insiste il città di Selargius, De sì ancora porta palla, riesce a seminare Mendy, offre verso Galisai, la battuta un po' velleitaria qui, Va bene, va bene! una lunghissima distanza per il numero 7, palla sul fondo. Mentre anche due giocatori del città di Selargius vanno a riscaldarsi, dunque mosse in vista anche per i padroni di casa. Non vogliono limitarsi a proteggere il vantaggio, ma che a giudicare dall'atteggiamento avuto anche in questo secondo tempo vogliono chiudere la partita il prima possibile. Ibba cerca dall'altra parte Porru, ma fatica nel controllo il numero 7. Ancora De sì a catechizzare i compagni. Prima Mereu, poi Galisai, un allenatore in campo praticamente. Numero 10 può permetterselo in virtù della sua grande esperienza. La ruleta qui cercata da Zucca. Pallone che spiove, lontana di testa Mereu. Zucca molto bene per Corda, lascia rimbalzare il pallone, però arriva a sostegno Schirru. Un batti e ribatti che premia Bitaille. Angioni di testa, sceglie bene il tempo dell'intervento. Qui Galisai entra in ritardo, altro giallo. Cerca il pallone, non lo trova. Il numero 7 del città di Selargius. Glielo dici che Giovanni ogni palla è rubato?
Ancora si discute a proposito del fischio precedente del signor Sulanas. Si gioca sul lato sinistro del campo, allora i giocatori del Città di Selagius ne approfittano per ricevere delle indicazioni dal loro allenatore, ripetiamo squalificato, dunque non presente in panchina. Zuccà di testa però allontana, non la giocata che voleva. Centralmente Cocco, Ibba, porta palla, poi la discesa di Bitaye, guarda verso il centro dell'area, tentativo di cross dalla tre quarti ribattuto da Sarrizzu, ma ancora la Ferrini ad arrivare per prima sul pallone, forse una spinta ai danni di Cocco, si continua a giocare, Mendy si abbassa Cicchinelli, riceve invece Ibba, guarda verso Angioni, eccolo servito, la sovrapposizione di Cicchinelli, converge il numero 10, scarica per Ibba, chiede il pallone Bitaye che ancora si sgancia sul settore di destra, perfetto il lancio in sua direzione, buono lo stop, il cross teso a Boubacar, molto bravo, uscita bassa, perfetta per il portiere nella Città di Selagius, giovane, classe 1999, finora una partita senza sbavature la sua, anche se qui sul rilancio rischia qualcosa. Galisai riesce a proteggere il pallone, poi sfera che termina fuori, rimessa per la Ferrini nonostante le proteste di Galisai. Ripetiamo calcio di eccellenza in questo pomeriggio su Diretta Sport Nuorese Sorso in diretta, ovviamente ricordiamo poi anche gli highlights di San Marco a Semini 80 contro Arloforte e poi una partita che non avevamo citato in precedenza ma che mi permetteremo di vedere nelle sue fasi più salienti, la sintesi di Torres Monterosi, campionato di Serie D Girone G che continua a riservare grandi emozioni con il Lanusei in testa, il latte dolce che insegue subito dietro a Torres che vuole uscire fuori dalle sabbie mobili della zona play-out. Budoni a caccia della salvezza, stessa cosa per quanto riguarda il Castiadas, campionato tutto da scoprire. Intanto la percussione di Dessi Murato al momento del cross, Selagius che ancora si fa preferire e Ferrini che fa troppo poco sinceramente per pensare di poter pervenire al pari. Calcio d'angolo allora per il Città di Selagius, sempre proteso in avanti alla ricerca del 2-0. Quattordicesimo, ancora non si gioca, arriva ora il fischio, il pallone verso il centro con Pinna che respinge, poi rischia di scivolare in rete questo pallone che è rimasto all'interno dell'area piccola, allontanato in maniera provvidenziale l'ultimo istante dei giocatori della Ferrini. Insiste il Città di Selagius. Si avvicina sempre più il momento della prima sostituzione per la Ferrini, intanto almeno questa è la sensazione. Qui Mendy disturba il compagno, arriva il raddoppio del Città di Selagius, pasticcio difensivo che premia Denotti, 2-0 per i padroni di casa che legittimano così una supremazia totale finora all'interno di questa partita. Festeggia
De Notti, che ha avuto senz'altro il merito di restare lì nella zona delle operazioni, ma gol che nasce soprattutto da un pasticcio abbastanza clamoroso. Pinna aveva chiamato il pallone, Mendy è andato per il colpo di testa a liberare, e allora Città di Selagius 2, Ferrini 0, senz'altro un risultato che rende maggior giustizia ai biancorossi per quanto fatto vedere. Vediamo se il gol del 2-0 serve a scuotere in maniera più decisa. Ora la Ferrini a vuoto Portas, a vuoto anche Angioni, arriva ora Mendy, ma Mereu era in vantaggio, Galisai si mette la testa, ma arriva prima di lui Cocco, Cicchinelli, Galisai, qui un colpo sulla schiena, mani di corda, con ritardo l'arbitro va a segnalare un fallo che era sembrato abbastanza evidente da questa posizione. Corda che cercava di proteggere il pallone, toccato la parte bassa della schiena. Pibiri. Sedicesimo. Eh sì, un pallone molto profondo, il colpo di testa di Zucca e poi l'appoggio in rete, è tutto valido e il gol è di Stefano Corda, che approfitta del colpo di testa, il prezioso assist di Zucca per appoggiare comodamente di petto. Un gol che ricorda uno realizzato qualche anno fa da Mario Balotelli a 1 centimetro dalla linea di porta con il petto. 3-0 Città di Selagius. Successo che assume proporzioni importanti ora, quasi inaspettate, perché alla vigilia si aspettava una partita forse maggiormente equilibrata. Ferrini che ora ha ben poco da perdere, allora fioccheranno i cambi, immaginiamo. È pronto il numero 16, andiamo a vedere di chi si tratta. Roberto Rocca, classe 97, che sta per fare il suo ingresso in campo. Uscirà probabilmente Bitaille, esterno difensivo di destra, che ha cercato di dare qualcosa anche in termini offensivi. Decisamente scontento del cambio. Il giocatore della squadra quartese abbandona il campo in maniera abbastanza polemica, richiamato dai suoi stessi compagni, richiamato un maggior rispetto delle decisioni del suo allenatore. È proprio il nuovo entrato qui a giocare il pallone, forse con un braccio, il giocatore di Città di Selagius, anzi con il petto. Si trattava di Melis. Mendy. Pasticcia qui Cocco, questa situazione è un po' l'emblema della giornata storta della Ferrini. Arriva un altro cartellino giallo. Cocco dovrebbe essere il colpevole in questo caso. Città di Selagius sul velluto, che a questo punto si può badare soltanto a controllare, a evitare rischi, a proteggere questo prezioso 3-0. Qualora venisse portato in porto permetterebbe di ovviamente guadagnare la testa solitaria del campionato a quota 31 punti. Cammino poi ovviamente ancora lungo, siamo all'ultima del girone di andata. E anche le altre squadre, quelle che hanno saputo finora tenere il ritmo di Città di Selagius e Ferrini, hanno dimostrato di poter essere temibili. Parliamo del Sestu, della Sigma, non si può sottovalutare nessuno, questo girone A della seconda categoria. Abubakar qui con calma, guadagna anche qualche secondo. Osservano compiaciuti anche i dirigenti del Città di Selagius, a ridosso
bellissima clubhouse. Oh, dietro la linea della palla, Daniele, corda! Siamo nel corso del 20° del secondo tempo, mentre Mendy cerca di accelerare, ora viene spinto da Dessì. Sarà una punizione, una posizione potenzialmente interessante per la Ferrini, anche sotto di 3 reti, però molto un lampo basta per riaccendere l'entusiasmo. Dunque la squadra di Magia è chiamata a non mollare, anche perché manca tanto al termine del match. Sarà Capitan Ibba a cercare una soluzione, molto probabilmente cercare la testa di un compagno. Portas, Mendy, poi anche i difensori Cocco e Spanu si sono sganciati all'interno di 16 metri. Va Ibba, un pallone basso, però soluzione strana. Si cercava probabilmente di eseguire uno schema con Cocco che si era spinto all'interno di 16 metri. Porru con le mani, capisce tutto Sarrizzu, avanti per Zucca che oggi non ha segnato ma che ha fornito un assist d'oro a corda per la rete del 3-0. Ricordiamo Sarrizzu nel primo tempo, poi De Notti e quindi corda, questi 3 marcatori sul tabellino per il Città di Selaggius. Galisai, buon recupero di palla, si gira Zucca, protegge il pallone, permette ai compagni di salire, molto prezioso il suo lavoro, anche se qui lancia nel nulla. Tutto facile per Cicchinelli. Portas, affrontato da Galisai, centralmente Ibba, pallone morbido, è interessante qui per il taglio in profondità di Roberto Angioni. Pallone leggermente troppo lungo, rimane comunque molto buona l'idea. Abubakar anche qui con mestiere a dispetto della giovane età, guadagna qualche secondo prezioso. Cocco vince il contrasto, Ibba si gira, offre in direzione di Porru, scivola Angioli, di testa Melis a presidiare sempre bene quella zona del campo. Mendy, il guerriero di centrocampo della Ferrini, cercava Ibba, il pallone che rimbalza sui piedi di Melis. Ibba deve trovare il modo di girarsi. Galisai evita qualunque tipo di rischio, calcia il pallone in fallo laterale. Ibba ancora impegnato contro De Notti, ma dal sodo qui, pallone spedito lontanissimo. Si rimane in quella zona del campo per la terza volta, ci prova Ibba, pallone che rimbalza. Galisai con la collaborazione di De Notti riesce a pulire quella zona, ma il pallone era uscito, dunque verrà offerto alla Ferrini per il calcio d'angolo da destra. Ibba, come sempre, incaricarsi dei calci piazzati, arriva dalle retrovie Spanu. Pallone allontanato ancora una volta. Porru, Pibiri, e ci riprova la Ferrini qui, posizione di offside, decisione corretta del signor Sulanas, almeno da questa posizione. Continuano a scorrere i secondi sul cronometro. Città di Selaggius vede ormai neanche tanto in lontananza questo successo. Ricordiamo anche i prossimi impegni delle due formazioni. Città di Selaggius che giocherà ancora su questo campo contro la San Paolo domenica prossima. Intanto Galisai prova l'Eurogol ma non riesce a inquadrare la porta. Ma Ferrini che invece domenica prossima giocherà sul campo dell'Audax.
Pinna sembra subentrare a un pizzico di sfiducia. Ovviamente tra i giocatori ospiti qui sbaglia clamorosamente il rilancio e allora Zucca voleva entrare prepotentemente nel tabellino dei marcatori con un gol a lunghissima distanza, porta quasi sguarnita, Pinna era pronto a rientrare tra i pali. Vediamo se ora se la cava meglio con il rilancio, non tantissimo sinceramente. Cocco prova comunque a prolungare la traiettoria del pallone, giocato dunque da Ibba. Porta palla ancora il numero 4, arriva alla sovrapposizione di Cicchinelli, si va invece per vie centrali da Cocco, attaccato da Schirru. Pallone allargato dove c'è Porru sulle sue tracce, si porta Denotti, prova a puntarlo nell'1 contro 1, Porru lo salta, viene steso, punizione per la Ferrini. Saltato nell'1 contro 1 Denotti, anche qui la scelta arbitrale sembra corretta. Ibba ha posizionato il pallone sul punto di battuta. Venticinquesimo della ripresa, 3-0 per il Città di Selargius. Ancora Ibba a dare un'occhiata al centro, pallone morbido per Portas che si coordina ma manda alle stelle. Nessun problema per Abubakar. Siamo ancora in attesa del primo cambio per il Città di Selargius, che non sembra però avere particolare necessità di forze fresche. Anche la tenuta atletica finora regge per i biancorossi. Hanno corso tanto, ma che non danno segnali di cedimento. De sì. Melis. La pressione, resiste alla carica, trova Corda, si gira in maniera sontuosa qui, Corda, eccolo involato verso la porta, Corda cercava di far filtrare il pallone per Zucca. Quel buon anticipo di Cicchinelli. Porru. Quindi Ibba. Mendy. Avanza. Poi Porru, deve giocare il pallone di prima, Denotti lo aggancia con grande sicurezza. Poi lo allontana direttamente in fallo laterale. Mendy apre il gioco, capisce tutto. Mereu. Zucca chiedeva un fallo, un intervento arbitrale. La discesa di Portas, Angioli. Ancora Portas, lo insegue Melis, Portas cerca di servire dentro ancora Angioni. Pallone messo in calcio d'angolo. Pallone calciato da Ibba verso il centro dell'area, De Si svetta di testa, poi allontana anche Denotti, Cocco a vuoto, una serie di colpi di testa, poi risolve Pibiri che cerca di lanciare in avanti Garisai a caccia del pallone, se però anche Portas apre molto bene qui sulla destra verso Ibba, può calciare in porta Ibba sull'esterno della rete, il pallone deviato, corner per la Ferrini.
Vediamo se arriva una reazione, per quanto tardiva ormai, per la Ferrini. Tutta all'interno della metà campo avversaria, a eccezione di due soli elementi. Si tratta di Cicchinelli e di Porru. Cross un po' troppo basso, ha cercato comunque la deviazione. Rocca, se non abbiamo visto male. Abubakar posiziona il pallone per la battuta dal fondo, verrà eseguita da Pibiri. Ricordiamo a beneficio di coloro i quali si fossero collegati soltanto da poco su Directa Sport, vi stiamo trasmettendo lo scontro al vertice del girone A del campionato di seconda categoria. Due squadre appaiate al primo posto sono Città di Selagius in maglia bianco-rossa e la Ferrini in tenuta interamente nera. Il Città di Selagius, quando siamo giunti alla mezz'ora, anzi abbiamo ormai oltrepassato la mezz'ora di gioco nel secondo tempo, Città di Selagius che è avanti per 3-0, ha aperto le marcature la prima frazione Sarrizzo. Intanto seguiamo questa azione interessante per i quartesi con Portas che si allarga a sinistra, prova a puntare Mereu, molto bravo qui nell'1 contro 1 il laterale di destra del Città di Selagius, che rischiava potenzialmente nell'1 contro 1 con un giocatore molto rapido. È stato bravo a tenere la posizione. Continuiamo a riepilogare quanto visto finora. Città di Selagius avanti di 3-0, il primo gol lo ha messo a segno Sarrizzu con un pregevole di esterno. Eravamo più o meno alla mezz'ora del primo tempo e poi il raddoppio a inizio ripresa in una situazione concitata, favorita peraltro da un errore difensivo abbastanza marchiano del Ferrini. È riuscito a realizzare Denotti, un pasticcio tra il portiere Pinna e Mendy. Intanto Angioni, Abubakar però timbra il cartellino, si fa trovare pronto. Sono dei pochi sussulti dei quartesi, tiro anche abbastanza debole da parte di Angioni, come detto bomber principe del campionato che finora si è visto molto poco. Ci manca da elencare il gol del 3-0, calcio di punizione battuto dal settore di destra da parte di Christian Dessì, colpo di testa di Zucca che ha offerto un assist d'oro per Corda che porta sguarnita a mezzo metro neanche dalla linea di porta. Non ha dovuto fare altro che depositare il pallone in rete con il petto addirittura. Intanto seguiamo in Città di Selagius, Schirru dentro da Galisai, il controllo non è granché da parte del numero 7 Pinna. Ibba, Angioni, c'è lo scatto in avanti di Portas, arriva ora Ibba che vuole il sostegno di Cicchinelli, arriva in ritardo il numero 3 Pibiri, con calma Dessì, guarda dall'altra parte, aspetta il movimento di Zucca, poi punta il suo avversario nell'1 contro 1, lo riesce a saltare, attenzione a Dessì che vuole la gioia personale sulla traversa, lo scavetto di Christian Dessì che stava per regalarci un gol da cineteca. Il dribbling, pallone sul destro, lo ha accarezzato dolcemente, la palla che ha baciato la traversa. Deve essere ancora più rotondo il risultato. Qui Angioni termina per terra, protesta, vuole forse un cartellino. Intervento sicuramente irregolare, non ci sembrava ci fossero gli estremi sinceramente per anche una sanzione disciplinare ai danni di Christian Dessì, che ora riceve le indicazioni da parte di Mr. Melis. L'avanzata di Ibba, attenzione alla sua percussione, era entrato in aria. Ancora Mereu, attenta alla sua partita. Città di Selagius che vuole un cambio, anche perché Galisai è vittima di crampi.
soccorso dei compagni. Galisai lascerà il campo per il numero 14, Matteo Tsoudas. Zoppica vistosamente, Galisai lascia il campo, ecco qui Matteo Tsoudas. Arriva il corner, l'uscita di Aboubakar, legge bene la traiettoria del pallone, poi lo protegge. Interessante la prestazione di questo ragazzo, classe 99. Non ha dovuto fare gli straordinari, tutt'altro, però nelle rare occasioni in cui è stato chiamato in causa è stato preciso e ordinato. Cicchinelli, Ferrini che non ha nulla da perdere, dunque ci prova in questo finale con il Città di Selarus, che ora controlla e poi cerca di ripartire, di arrotondare in contropiede. Schirru, Dessì mette giù il pallone, grande sicurezza, attaccato da Portas, rischia un po' di complicarsi la vita. Christian Dessì infatti perde il pallone, ma subisce il fallo, se lo va a guadagnare col mestiere, con esperienza. Rocca non accetta di buon grado la decisione dell'arbitro, ma tant'è. Pibiri attende che i compagni avanzino qualche metro. Mendy può stoppare con il petto, quindi Rocca. Ibba affrontato da Denotti, arriva a sostegno anche Sarrizzu. Rocca, lo stop, poi la battuta. Mendy, attenzione, si continua a giocare, il pallone a ridosso della linea di porta, allontanato da Pibiri. Ferrini che stava per accorciare le distanze, ci prova Cicchinelli, poi Rocca aveva una buona idea forse per una sponda all'indietro, la battuta di un compagno, ma idea che non si concretizza. Zucca, ecco il nuovo entrato Tsoudas, chiede il pallone Schirru, era pronto a lanciarsi verso la porta di Pinna. Cicchinelli, Angioni, deve indietreggiare Porru per andarsi a prendere il pallone. Ibba, Cocco, che libero da questa parte Cicchinelli, eccolo servito, il numero 3 che attende il pallone, lo controlla e poi avanza. Tsoudas sporca il pallone, Aboubakar, altra lettura puntuale dell'estremo difensore del Città di Selargius. Partito Dessì ora affiora la stanchezza, soprattutto tra i giocatori della Ferrini che faticano a pressare in maniera aggressiva. Sarrizzu invece corre così come ha fatto per tutta la gara. Tsoudas largo a destra, calibra il cross verso Zucca. Mendy allontana e poi Portas che subisce l'intervento irregolare di Sarrizzu, ha cercato il pallone in gioco pericoloso, gioco che è ripreso quando sta per arrivare il 40esimo. Angioni si impegna ma non riesce a mantenere il pallone in campo. Arriva un'altra sostituzione per la Ferrini, fuori Cocco, dentro con il numero 18 Domenico Zedda, giocatore classe 1992. Dessì si prende un altro fallo, ovviamente la sua esperienza non può che venire fuori in questo finale.
Pallone lungo a cercare Zucca, ancora abilissimo nella protezione del pallone. Dessì con il tacco, Suddas in avanti, dove ci sono però soltanto maglie nere. Sbagliato totalmente qui il passaggio in direzione di Rocca, partita che virtualmente è terminata ben prima del triplice fischio dell'arbitro che deve ancora arrivare. Non ci sarà nemmeno, immaginiamo, un grande tempo di recupero concesso. Intanto Corda, è buono l'aggancio ma poi perde il tempo dell'intervento. Medis, Christian Dessì resiste alla carica di Rocca, ancora Dessì, finisce col perdere il pallone. L'intervento era stato di Mendy, sbilanciato non in maniera irregolare. Medis, quindi Sarrizzu, Dessì ancora a terra, cercato l'ennesimo dribbling della sua partita. Sarrizzu ha trovato il fallo, non ha mai trovato la Ferrini le giuste contromisure alla vivacità di Sarrizzu sull'esterno di sinistra. Corda di testa, mette giù Cicchinelli. Ancora il laterale di sinistra, Portas si allunga il pallone, Mereu lancia lontano, Zucca va a contendere anche questo pallone, lo fa suo, entra in area, attenzione a Zucca, ferma il pallone, guarda la porta, ribattuto il suo sinistro. Ibba vede con la coda dell'occhio il movimento di Angioni, pallone che è stato respinto, ancora Ibba. Stavolta da un'occhiata a Portas, si abbassa Angioni, arriva Schirru, poi c'è Mendy, troppo lungo però per Cicchinelli, qui un errore banale, chiede scusa Mendy. Siamo ormai quasi allo scadere del tempo regolamentare. La rimessa è per la Ferrini. Giro palla arretrato, ora si cerca almeno il gol della bandiera, non può fare altro la Ferrini che ha perso questa partita con un approccio scarico nei primissimi minuti. Intanto Angioni finisce giù, non c'è il fischio, l'intervento dell'arbitro, cercava il rigore qui il bomber della Ferrini. L'arbitro ha visto, ha valutato e ha fatto ampi cenni di no con la testa, dunque gioco che prosegue, qui una spinta evidente di Porru su Sarrizzu. Osserviamo anche l'atteggiamento del tecnico del Città di Selargius, non lontano dalla nostra postazione, quando la sua squadra ha giocato in maniera arrembante per quasi tutta la partita, è stato abbastanza silenzioso. Ora nota che magari ci può essere qualche segnale di rilassamento, allora si fa sentire a gran voce, non vuole che ci sia nessun rilassamento, appunto.
vuole che si lasci nulla, è importante anche mantenere la porta inviolata. De sì è pronto a mettere l'ennesimo pallone in mezzo della sua partita in cui ha dimostrato, semmai ce ne fosse stato bisogno, di essere un elemento ancora di categoria superiore nonostante l'età che avanza. Intanto Corda aveva l'opportunità di arrotondare ulteriormente Cicchinelli, ormai la partita è terminata. Dovremmo essere ormai nel corso del primo minuto di recupero. Angioni, seguito da Pibiri, sporca il pallone, attenzione perché può calciare Portas con il destro ciabattato. È pronto Pibiri allora. Pensa già alla prossima partita, la Ferrini, ricordiamo in casa dell'Audax, il città di Selargius riceverà la San Paolo. Vediamo sempre ancora sugli schermi di Directa Sport. Abubakar attende la pressione di Angioni, ancora a guadagnare qualche secondo. Pibiri, De sì, no look, trova Zudas e poi Melis. Ancora Zudas che ha provato a farsi vedere dal momento del suo ingresso in campo. Trova sbocchi questa manovra del città di Selargius, comandata invece una punizione per la Ferrini. Prova a chiudere in avanti questa partita. 47esimo al nostro cronometro. Mereu. Cicchinelli deve inseguire il pallone, leggermente spinto da Schirru. Zudas voleva Zucca ma mette giù la Ferrini. Ora Portas si gira, vede Rocca sul lato corto dell'area, cross sparato malamente qui dal numero 16 direttamente sulla linea di fondo. È finita, arbitro! Schirru di testa, Corda, si gira Corda, avanza, palla al piede. Ha recuperato la Ferrini con Ibba, si continua a giocare. Buono l'inserimento qui di Portas, Abubakar va per terra troppo presto e allora arriva il gol della bandiera per la Ferrini, lo realizza Portas. Cambia ancora il risultato qui al campo San Lussorio. Molto buono il taglio del numero 9. Abubakar era uscito per cercare di chiudere lo specchio, ma ha terminato per terra un po' troppo presto, abboccando anche alla finta di Portas. Bel gol per Portas, che vale però ben poco in termini della giornata della Ferrini, che resta negativa. Dicevamo in precedenza, un approccio troppo timido per i quartesi, travolti dall'entusiasmo invece dei Selargini. Qui Abubakar è un'uscita un po' avventurosa, ma ha ragione lui perché il pallone poi esce. E allora? È finita! Vediamo se su questo rilancio arriva il triplice fischio. È finita già 5 minuti, eh! Pallone che esce. È dietro, arbitro! È dietro! Mendy. Finisce qui
Il Città di Selargius batte la Ferrini per 3-1 e guadagna la vetta solitaria del campionato di seconda categoria. Partita decisa dalle reti di Sarrizzu, poi il raddoppio di Denotti, il 3-0 di Corda. Soltanto nel finale la Ferrini è riuscita a passare con un lampo di Portas. Successo ampio e meritato per la squadra di mister Melis, che dà una spallata importante al campionato, ora più 3 come detto sui quartesi che saranno costretti a inseguire nelle prossime giornate. A me non resta altro che rimandarvi alle interviste, ai contenuti post partita su tutto il mondo Città di Selargius, che vi proporremo nel corso dei prossimi giorni sulla nostra pagina Facebook Directa Sport Live TV e sul nostro sito directasport.it. Ringrazio Andrea Farris per le immagini, per la collaborazione tecnica. Da Roberto Rubio l'augurio di un felice proseguimento di serata sempre con i programmi di Directa Sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.